Qui a Castagnaio si è appena conclusa la presentazione di un palio particolare, vorrei chiamarlo una serata speciale, la serata della ripartenza ma anche della riflessione. Presentato il palio di Patrizia Almonti 2020 che non verrà corso, non verrà assegnato, rimarrà almeno stando a questa sera all'interno della sala consiliare. Con noi Paolo Bruni, rettore del Magistrato delle Contrade. Buonasera Paolo. Allora, la prima uscita, come si dice, incontrata, questa volta come rettore del Magistrato delle Contrade. Ho ascoltato il tuo bellissimo discorso, complimenti innanzitutto, però bisogna anche raccontare della tua emozione. L'emozione è grande, molto probabilmente si è sentita soprattutto all'inizio quando devi rompere il ghiaccio e trovarsi di fronte ai popoli delle contrade non è mai una cosa banale né stupida, assolutamente è coinvolgente, emozionante, è viscerale, quindi riuscire a essere padroni della situazione in questi momenti non è sempre semplice e un po' di imbarazzo e di difficoltà all'inizio c'è stata. Certamente hai dato un richiamo importante alla cittadinanza, ai popoli delle contrade, ovvero il magistrato è qui attende i consigli, le proposte, così da condividerle. Beh sì, perché non possiamo mica stare in un palazzo di cristallo distante dal volgo. Noi siamo il volgo, noi siamo espressione del volgo, quindi è il popolo, i popoli delle rispettive contrade che hanno il dovere di darci gli stimoli, hanno l'obbligo di esserci accanto anche nelle critiche, perché non è sempre possibile essere precisi, puntuali, attenti, propositivi, quindi se i popoli ci supportano è molto più facile per noi lavorare e essere all'altezza della situazione.